Da tanto che non tornava. No, era solamente, fra virgolette, solamente un anno, però insomma non è facile stare distante da casa, soprattutto durante il Covid, eccetera, quindi sono contento di essere tornato. Fra i 214 passeggeri del primo volo New York-Venezia vi sono anche molti italiani residenti negli Stati Uniti per motivi di studio o lavoro. Da tempo aspettavano che le tratte aeree con l'Italia venissero ripristinate per poter finalmente riabbracciare dopo tanto tempo parenti ed amici. Se no noi di solito torniamo 2 volte all'anno, insomma Natale ed estate. E appena siamo riusciti, abbiamo prenotato ad aprile. Ci hanno cancellato il volo 3 volte e siamo riusciti a riprendere questo volo qua con delle attese pazzesche, perché per cambiare il volo ci abbiamo messo tipo 7 ore al telefono, insomma alla fine siamo arrivati, è la cosa importante insomma, no? Tanti gli americani provenienti dalla Grande Mela, così come dal Michigan, Kansas e Montana. Per loro è il primo viaggio oltreoceano dopo la pandemia. Hanno scelto di passare alcuni giorni a Venezia e nelle colline del Prosecco per poi spostarsi a Padova, Verona e Firenze. Ad essere avvantaggiati in questa tratta aerea sono per lo più gli americani. Ancora purtroppo non c'è la reciprocità per quanto riguarda i viaggi dagli Stati Uniti, dall'Italia agli Stati Uniti, perché ancora purtroppo noi non possiamo volare per motivi non essenziali, quindi per turismo, mentre per gli americani è molto semplice. Loro basta che fanno un test, oppure se hanno avuto il Covid o se sono vaccinati vengono qua, devono solo compilare la modulistica, il DPLF, e loro sono liberi di entrare in Italia senza fare quarantena.